Conferenza stampa del sindaco di Realmonte Calogero Zicari e dell'associazione Scala dei Turchi per parlare della stagione balneare e della fruizione della scala stessa. Dopo il lungo periodo di stasi legato all'emergenza Covid-19, tra aspettative e difficoltà, qualche incertezza, si apre sabato 6 giugno la stagione balneare 2020. Realmonte, pur essendo uno dei piccoli comuni dell'Agrigentino, è quello che ha un lungo tratto di costa nel suo territorio, con rinomati luoghi di eccezionale bellezza naturale come Caporossello, La Baia, Punta Grande, Pergole, Giallonardo, La Spiaggetta e su tutte la rinomata Scala dei Turchi. Si è parlato della fruizione di questo meraviglioso e unico sito naturale, candidato al luogo del cuore FAI e patrimonio UNESCO. Allora, noi vogliamo essere precisi con tutti coloro che hanno voglia di venire alla Scala dei Turchi. Nei giorni scorsi è stato emesso un divieto di balneazione alla Scala dei Turchi legato a un pericolo di crolli. Questo divieto, per essere proprio precisi, riguarda la Scala dei Turchi e l'area posta nel lato ovest della Scala dei Turchi, e quindi è quella che va in direzione del Madison, per intenderci. Tutto il resto del litorale, quindi a partire dai piedi, da poco dopo i piedi della Scala dei Turchi, dove c'è l'interdizione, insomma dove c'è la rete, da quel punto verso Punta Maiata, verso Villa Romana, verso Porto Empedocle, diciamo, è aperta alla fruizione, cioè chiunque può fare il bagno, può fruire delle spiagge in maniera come è stato fatto insomma tutti gli altri anni. Ovviamente quest'anno siamo in un momento particolare, in un momento in cui c'è stata l'emergenza Covid, e quindi si possono frequentare le spiagge prossime alla Scala dei Turchi, a Punta Grande, a Punta Piccola, così come tutte le altre spiagge, attraverso certi accorgimenti. Noi a tal proposito abbiamo prodotto un cartello, che è questo qua. Noi raccomandiamo con questo cartello a tutti i fruitori della spiaggia di tenere certi comportamenti, che sono certi comportamenti prudenziali che sono raccomandati dai provvedimenti del Presidente del Consiglio e dalle ordinanze del Presidente della Regione siciliana. C'è il distanziamento tra le persone di 1 metro, di 1,50 m tra i lettini, tra le sedie, tra le sdraio, 10 metri quadrati per ombrellone. Abbiamo fatto anche uno schema qua per dare delle indicazioni su come posizionarsi sulla spiaggia. Confidiamo molto ovviamente nel buon senso di coloro che sono i fruitori. Speriamo che possano arrivare qua da noi i turisti che sono mancati in questo periodo, perché le nostre strutture ricettive, che sono gli alberghi, i ristoranti, i B&B, che hanno lavorato negli altri anni, in questo periodo stavano lavorando con una certa capacità di ricezione che poi hanno e con una certa forza, diciamo, e quest'anno invece hanno subito i danni che sono derivati dal Covid. Speriamo che queste strutture possano riprendere a lavorare normalmente e che ci possa essere una ripresa. Non finirò mai ovviamente di raccomandare. Questo è l'anno estivo, sindaco, no? Questo è un anno particolare. Per cui c'è stata un'evoluzione nel nostro modo di vedere le cose, un'evoluzione che cambia, dico, che con una frequenza incredibile. Le ultime disposizioni danno la possibilità anche per i teatri di poter essere aperti, con ovviamente le dovute cauzioni. Noi stiamo pulendo il Teatro Costa Bianca, noi lo stiamo rendendo perfettamente fruibile. Dopo un inverno ovviamente bisogna ripulirlo, bisogna togliere un po' di erbacce che sono cresciute là dentro, e lo stiamo facendo. Ovviamente quel teatro che ospitava 1500 persone non può avere questa capacità quest'anno, e stiamo cercando di capire in che modo poterlo utilizzare al meglio. Allora, noi abbiamo fatto di tutto per fare capire alla gente che la balneazione è facile ora ed è possibile farla dalla Scala dei Turchi fino alla spiaggia di Punta Grande, tranquillamente, senza il problema del divieto. Quindi la Scala dei Turchi è stata riaperta come balneazione ed è un punto a favore nostro e pure a favore di chi è che lavora con il B&B, con la ricezione, con i parcheggi, ristoratori e tutto quanto. Che stagione vi aspettate? La stagione è dura, però speriamo di recuperarla nei mesi a venire. Diciamo che oggi siamo qua, abbiamo cercato di riunire quanto più persone possibile, quanto più amici della stampa, per fare eco a quella che è la situazione attuale della Scala dei Turchi, cioè che è quella che la balneazione
è permessa, nel senso che tutta la parte che va da Punta Grande fino ad arrivare alla Scala dei Turchi è balneabile. E siccome purtroppo magari non per volontà è stata data una comunicazione sbagliata dicendo che c'era vietata la balneazione, se vogliamo poi mettere quello che loro dicevano mancata balneazione, il Covid, il problema dei sigilli alla Scala, avevamo fatto la frittata. Quindi oggi a gran voce chi ha creduto ad investire nelle strutture turistiche, nei chioschi, negli alberghi, nei ristoranti, ha cercato oggi di dare gran voce a tutti quelli che vogliono venire dicendo che la balneazione è possibile godersi la Scala dei Turchi dalla parte di sopra, dalla parte di sotto, farsi le foto, tutto quello che si vuole. Non si può andare proprio sopra la scala come si è fatto gli altri anni, ma anche a questo pare che stanno provvedendo.